Sono quasi 10 giorni che in città è crollata la palazzina dove sono morte Marianna e Chiarapia. Da quel sabato la città è in fermento. I tecnici stanno facendo sfollare tante famiglie dalle loro case, ritenute pericolose o pericolanti, ed il numero degli sfollati cresce. Tutti sono stati invitati ad alloggiare presso l'Opera Pia del Barone Mendola, in collina San Francesco. C'è chi ha accettato, c'è chi ha preferito spostarsi nelle proprie abitazioni di campagna, chi è da parenti. Ma la situazione adesso sta divenendo insostenibile. È difficile vivere tutti sotto uno stesso tetto, senza la propria libertà. Allora il sindaco Domenico Russello ha lanciato un appello di solidarietà nei confronti della famiglia Bellavia Bello e degli altri sfollati, chiedendo ai cittadini di mettere a disposizione degli immobili che verranno presi in locazione per consentire alle famiglie senza casa di ricominciare a condurre una vita da nucleo familiare. Un invito che Russello estende anche alle agenzie immobiliari. Un appello a tutte le agenzie immobiliari che sono nella nostra città e a tutti i nostri concittadini che avessero la disponibilità di un alloggio libero da poter affittare a questi bisognosi di contattare o i servizi sociali o l'ufficio di gabinetto del sindaco in modo da poter dare il loro contributo, il loro sostegno, la loro solidarietà concreta, seppure si tratta di alloggi che ovviamente verranno pagati, quindi non è un contributo, una solidarietà fine a se stessa, ma anche questo è utile, mettere a disposizione questi alloggi in modo da dare la possibilità ai nostri concittadini che ne hanno bisogno di poter avere un ambiente familiare abbastanza sereno, anche perché stanno continuando altre demolizioni, questo potrà comportare di conseguenza la necessità di dover sfollare altre abitazioni. Sicuramente in questo contesto stanno proseguendo alcune demolizioni in via Umberto e in via Caporale Bullo, però col passare dei giorni, con l'ulteriore monitoraggio che si sta facendo da parte dei tecnici è giocoforza prevedere e immaginare che ci sarà la necessità di dare sempre più assistenza a queste povere persone.